Rientrati in studio con Penalty in diretta su Sesta Rete ogni domenica a partire dalle 19. La puntata di oggi è la penultima, settimana prossima si chiude e poi tutti al mare a mostrare le chiappe chiare. Cosa dici? Battuta. Vabbè, una canzone, mica l'ho inventata io questa cosa. Ci rediamo perché insomma dopo una stagione lunghissima. Parliamo del campionato di promozione, sono stati 4 i gironi insomma siciliani, dura battaglia. Abbiamo una schermata adesso che insomma dà il quadro completo sugli ultimi 2 playoff che si sono disputati. Un risultato lo abbiamo anticipato qualche secondo fa insieme a Luca, il Rocca di Caprileone ha vinto i calci di rigore ad oltranza, però c'è Giada che già ci può dare il quadro completo. Giada. Sì, Canicattì l'abbiamo detto, Sì. Rocca di Caprileone, ok. 1-1, Girone, poi vinto sì, i calci girone di rigore. invece C e D a Paternò, Real Giarre, San Pio X 1-2. Oh, vittoria della San Pio. Sì. Insomma, il Giarre piange. Antonio, domanda che a questo punto devo per forza fare a te. Giarre piange. Peccato perché insomma ci speravano. Dopo un campionato portato avanti alla grande, stesso discorso copia e incolla per quanto detto precedentemente. Giarre una piazza importante che manca dal calcio importante da un bel po' di tempo, dai tempi di Guglielmino e gli altri imprenditori che Finocchiaro insomma in un certo qual modo Quando c'era si sono addirittura spesi. anche Ventura che l'allenava. Ventura, Iaconi, Bianchetti che sfiorò il passaggio in Serie B. Il Real Giarre ha fatto bene durante il corso della stagione regolare, però adesso ha trovato anche una società storica per quanto riguarda le società dell'Interland catanese, la San Pio X, che ha vinto e ha coronato anche un sogno, perché insomma, questo hanno è un programmato autentico negli sogno, anni, è chiaro, è hanno chiaro. anche avuto modo di gestire un budget considerevole. Certo. Lucio me lo può confermare, no? Insomma, della San Pio. Ma io conosco non solo la realtà societaria, però conosco l'organico, è composto anche numericamente, perché di solito in promozione, voglio dire, non è che a livello numerico siano molti, magari si basa di 18. Ma quando ne hai 30? Però so che sono moltissimi e tutti di buon livello, quindi voglio dire, per me non è una sorpresa. Poteva anche vincere il campionato direttamente. È vero. Ignazio? Hanno gli attaccanti secondo me che farebbero gol a molte squadre di eccellenza senza voler nulla togliere a nessuno. Certo. Io penso però che il Real Giarre, insomma, ci sarà qualche piccola coda polemica in questo finale. Beh, c'è stata un po' la polemica su quella partita persa a Messina, squalifiche, insomma. Però il Io presidente l'abbiamo intervistato più di una convinto volta, ha detto che comunque alla fine insomma, ero è arrivato a convinto fare la finale. Ero convinto in effetti che il Giarre avrebbe vinto direttamente. Lo davi il campionato. vincente Io in questo secondo scontro me di- sì. Anche perché la San Pio è stata ferma un mese prima di fare questa finalissima. Soprattutto anche per questo, ma non so, sensazioni magari a volte, però. Le cronache, Luca, che dicono di questa partita tra il Real Giarre e la San Pio? La partita ha visto la San Pio già portarsi sul doppio vantaggio nella prima frazione di gioco, quindi aveva già chiuso buona parte della pratica nel primo tempo. Poi nella ripresa c'è stato il ritorno del Giarre che ha provato a riaprire la partita, ce l'ha fatta nei minuti finali, portando un po' di apprensione nella difesa della San Pio. Quindi però grande attenzione, poi insomma un po' di nervosismo sicuramente. la San Pio è riuscita a resistere, a portare a casa questa vittoria che la porta in eccellenza, quindi seconda promozione consecutiva per la squadra catanese. Seconda promozione consecutiva, però attenzione, la promozione è una cosa, l'eccellenza è un'altra, è passerella per tutti. Allora, Totale, Antonio, molto più subito, è un'altra categoria, diciamolo subito. Sì, dico qui l'esperto sei tu, quindi Sì, però voglio dire, premetto sta non cosa è che qua. ci vuole molto a capirla questa cosa. Ovviamente sono tante le componenti che poi vanno a come dire, determinare il risultato finale, perché più scendi di categoria e ovviamente veramente sono tantissime le componenti. Chi vince, chi arriva all'obiettivo, chi ha così come per il Trapani, una buona organizzazione societaria alle spalle, chi riesce a promettere i rimborsi spesa e comunque darli, perché comunque è gente che anche a quel livello, seppur molto giovane, spende tanto tempo per non dire sacrifici e altre cose, quindi da questo punto di vista ovviamente lì le componenti, ed ecco la difficoltà di emergere è proprio questa, far rimanere in piedi un assetto societario e tante teste, no? Tante menti in modo difficoltà da che comunque insomma devono risolvere subito, perché Però intanto è la seconda squadra di Catania, quindi già, avrà una quindi grande è già visibilità, una bella sicuramente cosa, ha già preso una il bella posto cosa. dell'ex palestra, diciamo, Sì. squadre storiche di Catania, perché non ce ne sono più ormai a È vero.
Vero. parliamo a livelli di eccellenza, quindi avrà molta visibilità. Poi io parlo sempre dell'organico perché non conosco, ripeto, la realtà societaria. Questo è un organico, un grande organico già, c'è gente come Ranno, c'è gente che ha vinto campionati molto importanti. Basterebbe soltanto confermarli, magari fare qualche acquisto di categoria, qualche innesto, 2 o 3 innesti, e poi penso che anche questa squadra qua potrebbe fare una bella figura. Quando parliamo di innesti però, Ignazio, parliamo anche di nuovi budget per gestire un campionato, no? Gli innesti di categoria hanno un costo, è inutile che ci giriamo intorno. Ogni no? categoria ha le proprie difficoltà ed è chiaro che ogni volta che tu sali di categoria bisogna riorganizzarsi, bisogna sempre di più diventare efficienti nell'organizzazione. Non è solo una questione di quanto tu hai, ma di come lo utilizzi E come lo distribuisci. e come lo distribuisci. È chiaro che, come diceva Lucio, hanno già una base importante. Io sono sempre dell'avviso che le squadre non vanno cambiate, ma solo sistemate in qualche posto, con pochissimi innesti, È vero. in modo tale da garantire l'equilibrio che tu hai magari faticosamente costruito in 1 o 2 anni. Ma in quale campo giocherà poi? Forse Partiamo anche da questo punto. Il problema più grosso è questo qua, la struttura, perché mi pare che loro giochino qualche volta in un campo. Hanno giocato a Mascalocia giocavano. quest'anno. Chiaramente non è la giusta collocazione. Soprattutto Se la squadra in di Catania eccellenza. deve giocare a In Catania, eccellenza quindi poi soprattutto come problema E c'è. ritorniamo ai vecchi discorsi che in questo momento a Catania non ci sono strutture per squadre di eccellenza. Ha dell'incredibile, ma è un dato di fatto. Cioè, ancora una volta stiamo qui a parlare di strutture che non ci sono per squadre che sono sotto i professionisti. ci ricordiamo quando è stato 2 anni fa che una squadra Sì. ha rinunciato al campionato di La eccellenza. stessa che è Palestro. la Palestro, Belluso perché vinse un campionato come straordinario. protesta non si Volendo- Fu ammirevole, però alla fine non si concluse niente. Volendo immaginare però, ecco, e anche pensarla molto positiva, immaginiamo tra qualche anno, ma sempre passerà qualche anno, il nuovo stadio del Catania, perché se ne parla è comunque così, Sì. e quindi il Cibali potrebbe essere polmone, ma questo è Però solo Antonio, fantasia. tu lo sai ovviamente- meglio di me, il ovviamente la problema squadra di è promozione- un altro. Anche se tu sistemi un campo, ci sono tantissime altre società che non ne dispongono. Parliamo anche di categorie di promozione di prima categoria, sono cioè dove non integrate. esiste proprio la struttura minima, gli stessi campi, le stesse strutture della nostra città, sappiamo tutti in che condizioni sono. Io parlo di Catania, però voglio dire anche in qualche altra realtà E dove vicina. ci sono le strutture c'è la gestione delle strutture che non va, manca l'acqua calda. Cioè, Ecco. i problemi sono tantissimi, Sono è inutile che ci tantissimi. nascondiamo, dobbiamo dirli. È vero, così. è vero, è Ho vero. vissuto situazioni incredibili. Bronte non si può lamentare, Bronte no. c'ha un fiorellino. No, io parlavo delle situazioni degli impianti sportivi a Catania. Mi è capitato di andare a giocare una partita di Università regionale a Catania, vicino all'aeroporto, quel campo. Ex Fontanarossa, zia Lisa. Sì, che veniva allenata da un mio carissimo amico, mi raccontava di vicissitudini, secondo me fuori da... Sì, un da altro ogni pianeta. un altro pianeta, per potersi allenare una volta alla settimana, cioè stiamo parlando di situazioni Per questo al sono limite, dell'idea che insomma. la San Pio dovrà anche organizzarsi bene in questo senso. San Pio, come tante altre società, dovrà organizzarsi in questo senso, perché poi devono trovare anche i modi per poter vivere un campionato con tutti i criteri, che dicasi criteri. Il massimo campionato regionale, quindi ha bisogno di una struttura sua, una Certo. struttura dove potersi allenare e giocare le partite. Certo. Ma andiamo avanti, abbiamo l'altra partita che a questo punto ci dai un quadro, Luca, questa vittoria del Rocca di Caprileone ai calci di rigori ad oltranza. Sì, E siamo contenti per il presidente, perché insomma l'abbiamo avuto ospite ed era amareggiato per averla persa questa vittoria finale del girone all'ultima giornata, al 97esimo, adesso è andata in finale, addirittura calci di rigore ad oltranza. È stata veramente una faticata questa promozione. Sì, appunto il Rocca di Caprileone ormai ci ha abituato a questi risultati fino alla fine in bilico, ad esempio come abbiamo detto della partita con l'Igia Virtus persa al 97esimo, ma anche la finale playoff del girone col Cefalù che ha superato il turno solo con un pareggio dopo i tempi supplementari e dopo essere stata raggiunta al 92esimo. Anche oggi la partita ha visto il Rocca di Caprileone andare in svantaggio all'inizio della ripresa, Canicattì in vantaggio con la rete di Di Maria. Il Rocca di Caprileone ha reagito, ha trovato un calcio di rigore, il calcio di rigore però è stato sbagliato. Sembrava finita per il Rocca di Caprileone, ma al quarto dei 6 minuti di recupero il Rocca ha trovato il gol che ha portato alla sfide supplementari. Ai supplementari il Rocca ha anche rischiato di perderla all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare con un'occasione clamorosa fallita dal Canicattì,
Si è arrivati ai rigori si è arrivato a un pareggio 4-4, un errore ciascuno, tra l'altro entrambe nello stesso turno al secondo tiro. All'ottavo rigore il Canicattì sbaglia ancora tirando alto, ma il Rocca sbaglia pure la sua occasione di vincere la partita. Da infarto questa Poi partita. al nono rigore l'errore del Canicattì, stavolta il Rocca poi ha segnato e ha vinto per 7-6 dopo i calci di rigore. Quando però sentiamo queste l'ultimo cose, minuto. insomma, ci ridiamo, ci sorprendiamo e siamo contenti, perché forse ancora quello forse è il calcio vero, pulito. Guarda, siamo tutti Cioè, contenti. solamente il racconto del collega, solamente Ci siamo il emozionati. racconto. Sì, perché ricorda le epiche sfide È bellissimo, alla Peppone e Don quando ci sono Camillo. queste cose, Sì, guarda, sì. io sono doppiamente contento e mi amareggio se poi penso al famoso discorso delle scommesse sui dilettanti, nei dilettanti, che rasenta la pazzia. Io prima di andare in pubblicità devo farvela per forza questa domanda a tutte e tre: dite la verità, nient'altro che la verità, dite come la pensate. Non vedo l'ora di dirlo la verità. Allora, Antonio, Andreotti diceva che dilla questa verità. a pensar male si fa La peccare. Lega vabbè. deve fare Ma qualcosa. È chiaro, perché Orefice poc'anzi diceva: quando un giocatore che può essere determinante in una squadra, bisogna dirle queste cose, la gente lo sa, nei bar ne parla, Certo. non prende lo stipendio e magari perché c'è il malizioso che ti viene a tirare la giacca, perché c'è la scommessa, le cose, credo di parlare fra le righe, ma di essere abbastanza chiaro. Assolutamente sì, bravo. Sì, perché tu non prendi lo stipendio, devi vivere, e quindi sì, probabilmente che poi queste telefonate, gli zingari, i nomadi, le cose, il calcio Sì. scommesso bulgaro. C'è qualcosa che non sì, quadra, c'è decisamente, qualcosa che non va e decisamente. la Lega deve fare qualcosa. Lucio? Ma io dico soltanto che è un mondo che non mi appartiene, io non mi gioco neanche la schedina, non ho mai Mai giocato fatto niente, vita neanche mia, una tra scommessa l'altro. con gli amici, niente, al massimo una pizza così, per cui è un mondo che non mi appartiene, se è così siamo ridotti proprio male. Siamo ridotti male e bisogna fare qualcosa, Ignazio. Cosa potremmo fare? Insomma, a parte insomma, gli Guarda, organi di stampa, solo ma le società dovrebbero ribellarsi. solo parlare della scommessa nei dilettanti toglie quel pathos che abbiamo vissuto al racconto di questi rigori, cioè all'emozione di una partita di calcio, Sì. che è quello per cui ognuno di noi si muove, vive la partita di calcio. Quale emozione potrebbe avere una partita del genere sapendo che dietro potrebbe esserci quello che abbiamo detto poco fa? no, Cioè tu togli che cosa? Il bello, la vita del calcio. Secondo me l'essenza Orefice, del calcio. facciamo un esempio al contrario. Peccato. Se, come dicono le carte di inchieste importanti, si sono trovati coinvolti giocatori che prendono soldi Certo. e tanti soldi a fine stagione, Figurarsi giusto? chi Quindi tu vive. che sei abituato ad avere contratti con centinaia di migliaia di euro, fai determinate cose perché magari sei portato, perché è nella tua indole che Sì. ti ci porta. Figuriamoci chi in eccellenza non percepisce lo stipendio e non si fa, per carità, io sono contro l'illegalità, mi Certo, piace- chiaro, però chiaro. dico, non prendi lo stipendio, no? E ti trovi magari in una situazione del genere, anziché tirare dentro la butti fuori perché c'è il premio. Ma poi io sono Attenzione, io sono per la legalità, Sì, io sì, questo sì, lo voglio dire, però dico queste sono situazioni che i giornali e le vicende ultime ci hanno raccontato in Serie A, in Serie B. Penso Io Adesso. per carattere sono come Lucio, mai fatto una scommessa, mai, semmai una pizza, ma una pizza che giocata Tra amici. all'interno di un campo dove io divento protagonista della vittoria. Come potrei guardare un compagno di squadra dentro lo spogliatoio sapendo di Per aver questo addirittura tu neanche no, nelle cosa, partitelle no, in no. allenamento mi ricordo che ti volevi giocare cose grosse, Ma solo poi, pizza. ma poi Ettore, ricordiamoci che abbiamo due tecnici, uno che si è testè dimesso proprio perché Sì. magari c'era qualche cosa che non andava. Sì. Figuriamoci come si potrebbe accettare una discussione del Infatti. genere. Io conosco molto bene Certo, il certo. discorso della Cicatena, Lucio è stato molto elegante nell'uscirsene, ma la società lo voleva ancora, quindi persone per bene ancora nel calcio No, ma ce n'è. infatti, meno L'importante male è che fare, esistono. l'importante è fare una buona scrematura. Ne parlavamo prima della trasmissione. Ci sono dei valori su cui non si può transigere. Il È rispetto vero, alla è persona, vero. il rispetto del tuo lavoro è una cosa vero. su cui secondo me non si può e non si deve transigere. Se no si perde il gusto e il piacere di vincere i calci di Assolutamente. rigore ad oltranza. Ci fermiamo. Che abbiamo? Andiamo in pubblicità, ma rimanete con noi a penalty.
Abbiamo dunque già affrontato il discorso dell'interregionale, dell'eccellenza, della promozione, adesso ci avviamo a chiacchierare sul campionato di prima categoria. Già è stato definito il quadro dei playoff e dei playout, abbiamo avuto già i verdetti e oggi si è giocata la finale della Coppa Sicilia e a questo punto Luca ci dà i riferimenti dopo aver visto la schermata invece di Giada. Giada, la schermata la conosci? Sì. Sì, Bene, sì. A Barcellona Pozzo di Gotto, Libertas Racalmuto batte Paceco 2-1. Eccola qua la schermata e Luca ci racconta questa partita, che è stata anche una partita molto tranquilla perché sia la Paceco, anche se non ha vinto, ha comunque raggiunto l'obiettivo del passaggio di categoria. Sì, in quanto la Libertas Racalmuto aveva già vinto il proprio girone di Coppa, quindi si è arrivata a questa finale con le due squadre già promosse. Che la Libertas è riuscita ad imporsi per 2-1, vinceva per 2-0, poi nei minuti finali ha accorciato le distanze il Paceco, una vittoria che permette alla squadra allenata da Alfredo Mattina di centrare quindi la doppietta campionato Coppa Sicilia e approdare in promozione, così come i cugini dello Sporting che poi hanno raggiunto la Libertas tramite i playoff. Per il Paceco è arrivata quindi di questa promozione dopo il 6° posto in campionato, è stata per larghi tratti il Paceco in zona playoff, poi quando si è reso conto che il distacco dalle prime due era troppo ampio e non poteva essere più ridotto, ha preferito concentrare le proprie forze sulla Coppa Italia. È arrivato il passaggio del turno in semifinale contro la Castelbuonese, un passaggio del turno sofferto e contro una squadra che ha vinto il proprio girone, il girone B, quello palermitano, e la finale quindi ha concesso alla formazione trapanese di approdare in promozione. E siamo doppiamente contenti anche perché tra l'altro abbiamo il presidente della Paceco, Salvatore Marino, in collegamento telefonico diretto. Presidente, mi sente? Presidente, mi sente? Sì, adesso sì. Buonasera Presidente, complimenti perché insomma quando si vincono i campionati, anche seppur in maniera diversa rispetto alla normale linea, cioè vincendo appunto il girone, la soddisfazione è doppia, no? Perché voi continuate ad andare avanti di categoria anno dopo anno, ma tutto questo grazie a chi? Non soltanto ai giocatori, penso anche a un gruppo dirigenziale che quotidianamente lavora alle spalle proprio del gruppo tecnico. Sì, c'è una dirigenza che ha preso la squadra 2 anni fa e ha portato la squadra dalla terza categoria fino diciamo, quest'anno alla promozione, che era un obiettivo che non era stato poi ventivato. Quindi siete doppiamente contenti, ci siete arrivati attraverso anche una sconfitta in questo senso, però a questo punto l'appetito viene mangiando. Affrontare un campionato di promozione il prossimo anno vuol dire probabilmente rivedere anche un po' i progetti che la società si era insomma, messa in mente all'inizio della stagione odierna. Sì, sicuramente dobbiamo rivedere un po' tutto l'assetto dirigenziale, dobbiamo trovare nuovi sponsor per affrontare un campionato che certamente sarà un po' più particolare da affrontare. Presidente, l'ultima cosa e poi la lascio. Sì, perché sono in pullman e sento malissimo. Immagino, soltanto una battuta, ma la realtà di Paceco è organizzata dal punto di vista di sponsor, l'amministrazione vi dà una mano? Com'è la situazione nel Trapanese che adesso tra l'altro vive anche la possibilità di vivere a 360 gradi il calcio che conta perché il Trapani è in Serie B? Voi vivrete di riflesso anche? Intanto abbiamo il problema del campo perché il prossimo anno dovranno fare il campo in sintetico e quindi penso che per tutta la prossima stagione non avremo a disposizione il nostro impianto. E poi dobbiamo giustamente prepararci anche attraverso gli sponsor locali e l'amministrazione, perché non è il campionato di promozione, giustamente non è più il campionato, non è come i campionati che abbiamo fatto negli ultimi due anni. Ma dalla vostra c'è comunque la volontà, quindi sotto questo punto di vista sono sicuro che anche il prossimo anno sarà un anno pieno di soddisfazione. La ringrazio Presidente e complimenti ancora per questa promozione in promozione. Grazie. Grazie Presidente della Paceco, Salvatore Marino. Avete sentito cosa ha detto il Presidente? Noi il prossimo anno non possiamo giocare nel nostro campo perché stanno sistemando il tutto con il sintetico.
insomma, dobbiamo sentirle queste cose soltanto nel trapanese, nel messinese, e qui la realtà continua ancora a essere drammatica, anche perché nella provincia di Catania molti campi potrebbero essere organizzati, insomma Bronte ne è un esempio, però lì vicino c'è Maniace, c'è Maletto, che vivono in un campionato di prima categoria in situazioni disperate le loro strutture. Bronte intanto è un paese con una situazione economica diversa rispetto a questi paesi, ha avuto la possibilità di accedere al credito agevolato del credito sportivo e ha sistemato lo stadio esistente dove, Sì. che tu ricordi bene, anche Lucio ricorda bene per averci, qualche anno fa, per averci giocato anche insieme, e quindi quel letto di fiume è diventato adesso un sintetico avanzato. È chiaro che bisogna fare un grosso impegno di spesa a livello di un bilancio comunale, oggi con il patto di stabilità, con i vincoli di spesa, con i vincoli di assunzione dei mutui a carico di un bilancio comunale, non tutti sono in grado di poterlo fare. La zona della Cese, tra l'altro, Antonio, che insomma è piena di realtà calcistiche dilettantistiche, adesso per esempio il Real Aci ha raggiunto il campionato di promozione, anche loro dovranno giocare nel vecchio comunale e sappiamo in che condizioni è il comunale. Sì, purtroppo anche in quella zona non ci sono grandissime strutture, c'è il comunale che è comunque una valvola di sfogo per moltissime società, scuole calcio, poi c'è il Tupparello, anche lì una struttura che è sempre una cattedrale nel deserto, è stato inaugurato a dicembre credo l'impianto di illuminazione proprio con l'avvento del nuovo presidente Palella, così, però poi niente, c'è l'illuminazione ma mancano tante altre cose, è come se io pensassi penso al dolce ma non c'ho neanche l'antipasto, È vero. quindi purtroppo Acirale, Guardia Magnano, Santa Tecla, tante strutture che se venissero sistemate con pochissimo magari potrebbero dare sbocco a tante società che hanno intenzione di far calcio ma senza strutture non si può andare avanti, mentre invece nel Siracusano, dove tu quest'anno hai vissuto la sua stagione con il Real Avola, qualche passo un po' si muove, però non è esagerato, perché poi tra l'altro lì c'è un problema anche legato alle temperature, insomma la terra non è certamente molto morbida come quella catanese. No, ma guarda, tutto è legato alla situazione dei comuni. E attualmente nel Siracusano, nella Cese, ovunque i comuni non hanno cassa, non hanno soldi e quindi non hanno soldi per i beni primari, figuriamoci per gli impianti sportivi. Quindi è un problema. Noi avevamo il Campenerba nel giro di una settimana, è finita l'erba. Perché c'è il solito discorso della manutenzione, che chiaramente... C'è 2000 squadre, solite situazioni, anche là un po' grave, ma sono ormai comuni perché, ripeto, a livello dei comuni c'è poca liquidità. Che poi potrebbero fare una volta solo l'investimento, fai sul sintetico, anche la manutenzione verrebbe insomma quasi eliminata. No, non è più pensabile che il comune si possa fare carico dei Su costi questo di sono gestione. d'accordo. Non è più Su questo pensabile sono d'accordo. in nessun comune. La verità vera è che il comune può farsi carico della realizzazione dell'impianto e poi però per tutto ciò che riguarda la gestione bisogna che sia esternalizzata, altrimenti non si va da nessuna parte. È giusto, è giusto. Va bene, allora abbiamo chiuso anche le parentesi dedicata alla prima categoria, tra poco passeremo al saluto con i nostri ospiti e chiuderemo questa puntata di penalty, però abbiamo l'ultima doverosa pausa Pubblicitaria, a tra poco. Ultimo segmento della nostra trasmissione, siamo nella parte conclusiva, così avremo modo anche di salutare i nostri ospiti che così gentilmente oggi sono stati all'interno della nostra trasmissione, parte importante perché abbiamo parlato di calcio e non solo di calcio quello giocato ma anche quello parlato, perché un po' ci si abitua, no? Ultimamente si parla più che da ora in poi addirittura al calciomercato per esempio, non tanto nel settore dilettantistico, però a livello professionistico insomma succederà di tutto. L'altro giorno pensavo a quello che sarà una scaletta dei miei impegni, comincerò perché gli altri fanno le ferie, quindi mi toccherà un turno per la Gazzetta dello Sport di parlare del Catania, perché comunque la Gazzetta andrà in edicola ugualmente con zero notizie, non c'è né calciomercato, tutti i telefoni sono spenti, quindi però bisogna scrivere sempre qualcosa, ovviamente, qualcosa poi... la Gazzetta chiama fino alle 10 fino all'ultimo spera di avere notizie. Infatti.
Allora, la passerella finale la facciamo intanto con il nostro Ignazio Refice, che quest'anno ha vissuto un'esperienza con la Maniacese, dopo aver vissuto a sua volta anche altre precedenti importanti esperienze in interregionale con la favola dell'Adrano, che insomma per un attimo si poteva pensare insomma, che poteva diventare anche una nuova realtà del calcio professionistico, però poi dopo tutto è crollato, però è rimasta l'esperienza positiva. Ma le esperienze sono tutte positive se anche in quelle negative riesci a trovare il positivo. Il positivo. E quindi è un po' difficile, però. Non è difficile, bisogna cercare di capire dove si è sbagliato e fare tesoro degli errori commessi per non commettere. Però ti sei gli stessi. rituffato nel campionato di prima categoria un po' per così, non per sfida, anche perché? No, quando tu accetti un incarico alla base c'è sempre un progetto che all'inizio sembrava intanto valido, perché era una cosa che si poteva sviluppare su più annualità. Sì. E comunque pensavo di poter mettere a disposizione le mie competenze, le mie conoscenze, certo, e di poter espletare un lavoro su più anni che mi avrebbe dato delle soddisfazioni. Evidentemente però quando lo sviluppo del progetto calcistico cozza invece contro situazioni extracalcistiche, mi riferisco al rispetto della persona, al rispetto del proprio lavoro, al rispetto soprattutto dei ruoli che all'interno di una piramide, ma in una piramide di una certa qualità, devono essere per forza rispettate, e ciò non succede però. E non c'era più, evidentemente non è il mio calcio, non è... Hai fatto bene, la tua scelta credo che sia stata giusta, no, perché ritornando al discorso di questa piramide, sì, d'accordo, però ricordiamoci che stiamo nel settore dilettantistico, quindi non si può sperare di trovare una tipologia di dirigente che abbia comunque una veduta professionistica. Chi mi risponde? Vabbè, però voglio dire, la dignità in ogni attività è la prima cosa. Certo, quando mancano quelle però... Quindi anche se si è dilettanti si può essere corretti, Chiaro. rispettare i ruoli. Quando, certo, come dice Ignazio, non ci sono queste cose, un allenatore che ha una grande dignità come Ignazio, come penso di avere io, si ci dimette e quindi lascia fare calcio a chi lo vuole fare. A chi lo vuole fare a quei livelli, sotto questo punto di vista è giusta. E per la prossima stagione? Allora, io anche se sono andato via da Avola a una partita dalla fine con la squadra, devo precisare ancora una volta, a tutti gli effetti era salva, era a 10 punti dei play-out, poi purtroppo siamo retrocessi. Io fino ad oggi mi sono sentito con i dirigenti dell'Avola che vorrebbero ripartire con me. È un discorso lungo da affrontare perché ci devono essere dei presupposti giusti, soprattutto ci deve essere un presidente presente e non un presidente che sta lontano e soprattutto che non capisce di calcio e quindi è ancora peggio, e che rischia di fare grandi danni, soprattutto di annullare tutto il lavoro e i sacrifici che fanno dirigenti locali e allenatori. Il problema è che è difficile trovare un presidente che capisca di calcio, ma quantomeno non capisce di calcio ma è presente. Almeno che è presente. Oggi è diventato un problematico trovare un presidente che sgancia soldi. A parte quello, a parte quello che poi un dramma. se dovesse capire di calcio. È vero, è vero. Allora voglio chiudere con te, caro Antonio, però insomma voglio fare la solita parentesi, la solita finestra che facciamo sempre sul Catania e sul Palermo all'interno di questa nostra trasmissione. Catania che ha vinto in casa l'ultima partita al Cibali con il Pescara retrocesso, il Palermo che oggi insomma ha decretato la sua permanenza nella massima serie. Ma dove vuole arrivare il calcio siciliano secondo te con questa situazione? Con questo Trapani che addirittura adesso ha un po' riacceso la fiammella della volontà e della determinazione. Il Catania sogni d'oro, tranquilli, estate serena, però ovviamente sono sicuro che Pulvirenti e lo staff, Gasparin, Salerno, Bonanno, insomma tutti quelli che lavorano a fianco del presidente dovranno, adesso viene il difficile perché dovranno, non dico confermare, ma quantomeno
continuare a far bene. Avranno il loro ben da fare perché tutti i campioni del Catania, Barrientos, Gomez, super richiesti, quindi dovranno valutare, però anche lì io non credo che Pulvirenti, ma lo ha dichiarato, quindi adesso sto facendo solamente anche lì un copia e incolla, un passaparola, voglia smembrare la squadra, la società. Si riparte o dovrebbe ripartire da Maran, questo è ovvio, e quindi costruire attorno a questa nidiata importante qualche innesto importante per continuare a sperare a far bene. Questo per quanto riguarda il Catania, quindi sogni d'oro, oltre la sufficienza, ben oltre la sufficienza per quanto riguarda il Catania. E per il Palermo è un'incognita, è una realtà che non conosco benissimo, da quello che leggo Zamparini vuole ripartire con lo stesso Sannino un progetto, però lì è difficile perché probabilmente Miccoli va, Aronica, gli altri, quindi lì... Ma la Serie B è un po' una categoria che non appartiene a certe... Decisamente, poi lì adesso ci sarà un derby Trapani-Palermo. Quello mi stuzzica però, sì, però non è il derby del Palermo, magari lo sarà per il Trapani, per i trapanesi, ovviamente un derby col Palermo è sempre un derby di lusso, certo, in modo, a Trapani accenderanno tutti i riflettori, a Palermo forse qualche faro spento è assai bella questa battuta. Lucio, per chiudere anche per te la domanda: dove vuole arrivare questo calcio siciliano? Io non sarei tanto pessimista, perché tra qualche anno possibilmente ci ritroveremo con parecchie squadre nei professionisti. Io ad esempio parlo Trapani già in Serie B, Palermo sono sicuro che in un anno Su questo credo che un po' tutti ritornerà siamo in Serie A, d'accordo. Catania Serie A, Messina con lo Monaco tra qualche anno potrebbe fare sicuramente la B. Io voglio dire, il problema grosso del calcio siciliano è quello dei dilettanti. Sì, A livello professionistico penso ci siamo. sono d'accordo. Sono Anche d'accordo tu, perché solo i dilettanti si parlava soffriranno poco fa più di tanto. quando eravamo in pubblicità del fatto che quest'anno alla fine del termine primo delle iscrizioni su 4 gironi da 16 squadre di promozione hanno ripescato uno intero, 16, e che alla fine il termine dell'iscrizione d'eccellenza su 32 squadre ne c'erano iscritte 7. Questo è il quadro completo del Hanno drammatico. dovuto dilazionare il pagamento della rata di iscrizione, addirittura qualcuno alla fine del campionato manco si è regolarizzato. Quindi io penso che da qua a 1 o 2 anni assisteremo alla perdita del girone di eccellenza e quindi alla perdita di una squadra in Serie D siciliana e anche almeno ad un girone di promozione. Credo in questa stagione stessa. Già probabilmente. Quindi si alzeranno i costi perché una squadra che deve andare dalla Sicilia orientale giocare a Trapani o Le Marsala dovrà trasferte spendere. sono impressionanti. Insomma, non ci è dato molta speranza. Io penso che si andrà verso questa strada perché non è pensabile dilazionare la rata di iscrizione o ripescare 16 squadre in promozione per fare sempre 4 giri. Parliamo di questo ogni volta a fine anche stagione televisiva della nostra trasmissione, sperando che il prossimo anno invece possiamo parlare di altre cose. Perché il calcio è lo specchio della società. È vero. Che sappiamo stiamo tutti vivendo, in che situazione siamo la tutti. La difficoltà è generale, tutti, quindi in anche il situazione calcio molto più drammatica. risente di questa difficoltà. Va bene, allora io devo ringraziarvi perché oggi mi sono veramente divertito, perché ho parlato, come ho detto poc'anzi, di calcio parlato e di calcio giocato, insomma 3 personalità sportive importanti che hanno saputo regalare alla nostra trasmissione un buon tasto tecnico, no? Dato così rimaniamo in tema. Ringraziamo Lucio Tosto, Grazie a cui auguriamo buona fortuna, e tu lo sai che ti abbiamo portato fortuna perché dopo la tua apparizione qui a Penalty, dopo una settimana sei diventato l'allenatore del Real Mi dovevate Avola. richiamare un mese prima della fine del campionato. Vabbè, adesso ti chiamiamo prima in modo così inizi stagione nuova con la nuova squadra. Grazie. Che poi per tua scelta sei andato via, sottolineiamolo, questa cosa è importante. Il Real Avola ha perso alla finale dei play-out, ma l'ha persa senza Lucio Tosto che aveva lasciato la squadra qualche settimana prima. Non vogliamo neanche sapere più di tanto. Con mio immenso le motivazioni. dispiacere, perché Avola è una piazza bellissima, Immagino. attaccata a questa squadra in modo sviscerato e che non meritava di fare questa fine, però io non Può potevo. essere la possibilità per ricominciare magari con una nuova idea ed un nuovo progetto. Sì, là è una piazza che fa tanti spettatori, quindi voglio dire ci sono i presupposti per fare calcio, però si deve organizzare in modi diversi. È vero. Ringraziamo anche Ignazio Orefici, a cui Grazie. non auguriamo insomma, fortuna, No. perché l'ultima volta che l'abbiamo fatto poi dopo si è È andata dimesso male. anche lui. Però insomma non mancheranno le offerte, perché Ignazio nell'ambiente è molto conosciuto e poi è un allenatore intelligente e insomma in questa categoria non è facile trovare allenatori intelligenti che sanno anche leggere bene le partite.
Allora, Antonio invece che auguriamo? Buon lavoro, ti aspetto un'estate di calciomercato con poche notizie. Giugno è la prima decade di luglio, finché le squadre, il Catania, segnatamente io per la Gazzetta dello Sport faccio il Catania, finché non parte per... Poi ecco già per noi che facciamo già le visite mediche sono già notizia. perché arrivano i giocatori e quindi magari Chiaro. incontri qualcuno per strada. No, ma comunque in ogni caso relativamente ai ringraziamenti sono io che ringrazio te, Ettore, lo staff, tutti i tecnici, l'editore, perché comunque poc'anzi si diceva con Lucio che ha trovato subito squadra, ritengo, ma non lo dico per fare una sviolinata, una bella chiusura ad effetto, che penalty sta al calcio dilettantistico come porta a porta sta alla politica, quindi questo è un balcone, no, credimi, non ero nulla preparato, io ti ringrazio, cioè, ci fa così, piacere, lo penso, quantomeno lo penso, quindi bene, noi l'accettiamo perché un complimento positivo fa sempre piacere. Grazie e buon lavoro anche a te. Salutiamo in postazione oggi il nostro Luca Aloisi che come al solito con le sue notizie insomma ci ha dato il quadro completo in tempo reale anche della bellissima partita tra il Rocca di Caprileone e il Canicattini. E con lui ci vedremo chiaramente la prossima settimana. Bene, salutiamo anche la nostra Giada. Chiudiamo in modo contento e felice oggi dopo quello che ci hanno detto. Sì, infatti ci mancherebbe. Va bene, vi auguro una buona serata e alla prossima domenica. Ci vedremo la settimana prossima con l'ultima puntata di Penalty, tutto il calcio, di cui il calcio vero non parla mai. Arrivederci a tutti.